Ciao ragazzi! La Valpolicella si racconta attraverso la storia delle famiglie, in gran parte legate al mondo del vino, questa è la patria dell'Amarone, ma alcune famiglie si sono distinte per la tradizione gastronomica che sono riuscite a portare avanti. Guardate qui c'è scritto Pistoria, il fornaio, perché questo era l'antico forno di Torbe, appena sopra nel Grado, e la famiglia che ha dato vita a questo forno, ma non soltanto a questo, tra poco ci arriviamo, è questa, la famiglia Caprini. Oggi sono entrato nella loro osteria e sapete perché? Per gustare il loro cavallo di battaglia, il loro piatto forte, le lasagnette. Oggi sono 6 spoglie del diametro di 1,5 metri, quindi Sono 10 metri quasi di spoglia. un po' più di 10 metri, sì, quindi al giorno. Questa è un'arte. Sì, Non è solo farina e uova. Non è solo uova e farina. Qua dietro che, vabbè, l'onto de gombio, ma dietro l'onto de gombio diciamo che è amore, che è passione, sacrificio, insomma, non è così semplice, ecco, fare questo tipo di pasta fresca. Oltretutto c'è anche una gestualità ben precisa, non è soltanto usare le braccia. Allora, non è solo le braccia, diciamo che si usa un po' tutto il corpo. A ogni spinta che do verso i bordi vengono usati molti muscoli. Io uso tanto l'addominale, ecco, quando spingo per buttare fuori, quindi insomma non servono braccia muscolose, ecco, è su quello. E queste foto riassumono alcuni stralci della vita di questa famiglia con la centralità dell'osteria, vedete proprio qui nel cuore di Torbe, dove l'attività continua. Pensate che Davide e Sergio sono la quarta generazione, con la cucina nel cuore, quella pasta fatta in casa che rappresenta la loro fortuna, ma anche un tesoro che si è preservato. Perché? Perché nonno Pietro ha avuto ben 8 figlie e sono state loro a portare avanti l'amore per la pasta fatta in casa, che ancora oggi rivive attraverso la stessa gestualità di un tempo portata avanti da Davide, da Graziano e dai suoi collaboratori. Insomma, le lasagnette è un qualcosa di speciale che viaggia anche e continua a vivere soprattutto anche grazie ai ricordi di quando passava sotto il tavolo. Ascoltate. Ma com'è fare il lavoro delle nonne o delle zie? Sono nato praticamente, non nato, cresciuto che vedevo la zia, la mamma tendere le spoglie, passavo praticamente sotto i tavoli, quindi insomma diciamo che questo quest'arte che l'ho un po' nel sangue. La mamma sì è la quinta di 8 figlie, sì, mio nonno ha avuto la fortuna di avere 8 figlie, tutte ovviamente davano una mano. E andavano d'accordo stranamente, insomma, sempre andati d'accordo. Stranamente. Insomma, 8 donne è difficile, insomma. 8 donne hanno preservato la cultura della pasta fatta in casa.
sì, sicuramente in quegli anni insomma ha aiutato molto a portare avanti quest'arte. Fossero stati 8 maschi negli anni 70, Quando era si andava difficile via. trovare insomma l'uomo che dava una mano in cucina, insomma tendenzialmente i maschi facevano ecco, altri Certo. lavori in quegli anni. Io E veramente mansioni. tuo fratello, perché siete qua? Noi insomma siamo cresciuti, come ti dicevo, vedendo le sfoglie sui tavoli. Mio fratello è sempre stato appassionato, sempre avuto la passione per il vino, quindi per l'ospitalità. Io, come ti dicevo, insomma, da ormai più di 20 anni, insomma, ho praticamente la mescola quasi tutti i giorni in mano e portiamo avanti quest'arte, ecco. Fare la pasta è un'arte, non si tratta soltanto di mettere insieme uova e farina e amalgamare il tutto. Si tratta di tenere in considerazione diversi fattori che influenzano l'impasto, a meno che tu non abbia quell'esperienza che ti permetta di capirli, interpretarli e adoperarti di conseguenza affinché poi la pasta stessa sia un qualcosa di speciale, non di normale. E quindi le abilità che ci vogliono non sono affatto scontate e sono soprattutto il frutto di una lunghissima esperienza. Allora, diciamo che ogni giorno è un impasto diverso, tra virgolette, perché la pasta è influenzata da vari fattori, quindi non è solo uova e farina e rispettare, diciamo, la ricetta. Che ne so, il tempo influisce molto sull'impasto, quindi se è una giornata secca tenderò a tenere un impasto leggermente più morbido, perché altrimenti normalmente che avevo 20 minuti per la stesura, poi la pasta si asciuga e quindi non riesco più ad arrivare allo spessore che vuoi. Se è più umido tendo a farlo leggermente, a mettere un po' più di farina, quindi un po' più duro, in modo che mi si asciughi ecco, un po' prima anche per il taglio. Quindi la pasta proprio è un mondo veramente strano. Tanti piccoli gesti che fanno la differenza, anche magari lasciarli asciugare su un tavolo, aprire la finestra con quel quarto d'ora che mi si asciughi, ma non deve asciugarsi troppo perché sennò mi si secca e quindi invece delle tagliatelle viene fuori mal tagliati. Mi tocca buttare via anche non buttarlo via, ma usarli per una pasta e fagioli o per un altro, dopo si reinventa un altro piatto, vero? Però ecco, ci si piega molto tempo non solo nella stesura ma anche nell'attesa che la pasta si asciughi, e quando si è asciugata il taglio, e dopo averla tagliata dobbiamo aspettare ancora un po', lasciarla lì come vedete sul tavolo ad asciugare ancora, che perda ancora un po' di umidità, in modo che posso metterla in frigo e conservarla nel modo giusto. Gesti che tu hai visto fare da sempre? Sì, praticamente sono cresciuto, ecco, come ti dicevo, vedendo le sfoglie, vedendo le lasagnette tagliate, vedendole nei vassoi poco prima di gettarle in acqua, quindi insomma sì. Signora, ma perché le così buone le vostre lasagnette? Cioè, c'è la differenza dalla lasagnetta nostra tirata con il mattarello e la lasagnetta tirata con la macchinetta, perché con la macchinetta viene più liscia, più cilindrata, con il mattarello rimane più ruvida e il sugo si impregna di più. E non scappa via? E scappa via, resta più impregnata nella pasta. Staria delle ore a ascoltarla, signora. Ma se diventa freddo? Sì, bisogna mangiarla. Impara bene l'arte, dai, ragazzi. Sì, bravi. sì, la impara bene, bene. Grazie mille. Ragazzi, oggi specialità della Valpolicella, le lasagnette di Caprini. Buon appetito. Buon appetito. Grazie, tanto. Un po' di formaggio. Sì.